Provveduto per il mio nuovo attendente? Provvedo subito, signor colonnello. Oh, bene, bene. Mi raccomando, che sia un ragazzo sveglio, in gamba e schietto. Anzi, aspetti. Quel soldato napoletano, come si chiama? Ispo? Esposito, ho capito. Ah, giusto, quello lì, sì, sì. Mi andrebbe proprio. Mi piace quel ragazzo. È un po' primitivo, un po' digiuno di disciplina, ma è schietto. Benissimo, signor colonnello. È appunto tornato stamattina dalla licenza. Lo chiamo subito. Certo. Esposito Pasquale! Comandi, signor tenente. Ti vuole parlare il signor colonnello? Signor tenente. Eccomi qua, signor colonnello. Bene, sei contento di essere stato in licenza? Signor colonnello. Ma capirà, 10 giorni sono proprio una frenzola di licenza. Sul più bello, tac, è finita e buonanotte. Comunque l'aria nativa ti ha fatto bene. Durante la licenza sei diventato più grasso. E questo è niente, dovrebbe vedere la mia fidanzata a Macolatina come è diventata più grassa dopo questa mia licenza. Silenzio voi altri! Lascia andare, tenente, lascia andare. E dimmi un po', Esposito, ti sei mai ricordato del tuo colonnello mentre eri in licenza? Signor colonnello, e come no? Quando stavo col ciuccio. Cosa dici? Bada come parli, ti do i rigori. No, signore, ma io volevo dire che la notte, quando stavo col ciuccio, allora mi sprofondavo nei miei pensieri, mi chiagnevo tutto i guai miei, e così mi ricordavo anche del signor colonnello. La notte col ciuccio. Ma chi è questo ciuccio? Vuol dire l'asino, sa, signor colonnello. Il somaro al suo paese lo chiamano ciuccio. Ma che termini? Ma chiamalo somaro. Devi parlare in italiano. Signor colonnello, ma dato che quello è un ciuccio alla buona, un ciuccio che non si dà mica tante arie, si fa i fatti suoi. Lui ronfa per conto suo, io ronfo per conto mio. Ma cosa ronfa? Vuol dire che russa. Ma che razza di termini ostrocoti. Si dice russa, non ronfa, capito? Tu russi, il somaro russa, noi russiamo. Vabbè, ho capito, vedi, siamo tutti russi, ma che siamo a Mosca, signor colonnello? Silenzio, non ribattere quando parla un superiore. Dunque, veniamo al sodo. Tu domani verrai a casa mia. A casa sua? Invitato? C'è qualche festicciuola? Ah, grazie tante, signor colonnello, grazie del pensiero. Ma che invitato? Verrai come attendente. Attendente a chi? Attendente del signor colonnello. Ah, vado a casa ad attendere il signor colonnello? Ma non capisci, testone? Attendente al mio servizio. Ah, vuol dire che venga a fare il trabando. E parla italiano, si faccia capire, porca la miseria. Lei il trabando lo chiama attendente? Silenzio! Sa, signor colonnello, al suo paese l'attendente lo chiamano trabando. Ma che roba, bene, bene. Allora siamo intesi, eh? Tu domani ti metterai a disposizione di mia moglie. Signor colonnello, a disposizione della signora colonnellessa. Ma non si dice colonnellessa. E perché? Allora non è proprio sua moglie? No, no, non esiste questa parola. Dunque, seguirai mia moglie al mercato. Mia moglie la spesa vuol farsela sempre da sé, capito? E starai bene attento al paniere delle provviste che lei porta, perché qualche malintenzionato non lo porti via. Sai, mia moglie è molto distratta. Stia tranquillo, signor colonnello, che il paniere di sua moglie non lo faccio manipolare da nessuno. Al massimo lo manipolo io. Bene, e dimmi ora, se per caso qualche ladrunculo afferrasse d'improvviso il paniere, tu cosa faresti? Arca la miseria, se qualcuno afferrasse il paniere della signora, io mi butto addosso al mariuolo. Bravo! E se per caso quell'altro ti sferra un cazzotto nella faccia e un altro in un occhio e fugge, tu cosa fai? Io mica mi arrendo. Io con la mascella scassata, l'occhio abbuffato, mi butto a correre appresso al mariuolo. Bravo! E se quello a buone gambe ti sfugge? Allora mi metto a gridare: guardia, guardia, arrestatelo! Si è preso il paniere della signora colonnellessa! E se nessuno ti dà ascolto? Strillo più forte! E se nessuno ti dà retta? Allora è proprio una iella, signor colonnello. Vale a dire che entro in un botteghino dell'otto, mi gioco 37 un mariuolo, 14 un panale e 17 la disgrazia a terno secco per tutte le ruote. Che le devo dire? Vale a dire che siamo sfortunati io e il paniere della signora.